Quindi vado a vedere per capire come Perfidia, con noi e con voi questa notte una delle protagoniste è Noemi Medas, che è in questa pellicola chi? Io sono la ragazza di cui il protagonista si invaghisce nella storia. Non posso dire come andrà a finire perché è uno dei colpi di scena. Quindi... Ma che storia è? Vista da lei, raccontata da lei, definita da lei? La Perfidia racconta del rapporto tra un padre e un figlio. Il figlio che non ha nessuna prospettiva nella vita perde il tempo a bere birra insieme ai amici al bar e il padre cerca di trovargli un lavoro. E non si può dire come va a finire. Non si può dire. Massimo Bertarelli a confronto con Dina Disa su Perfidia. Massimo. Sì, anche questa è una bella sorpresa. Intanto una cosa che non capisco è il titolo, chissà perché Perfidia. Comunque, anche qui descrive il rapporto fra un padre e un figlio che alla morte della moglie del vecchio scoprono di non conoscersi per niente. Ci sono delle... Ma anche questo psicologicamente è molto molto ben delineato. Insomma, da vedere Massimo, da vedere Dina Disa? Sì, non so, non è un film facile, ma credo che sia senz'altro da vedere. Dina. Ecco, non è un film facile, Perfidia il titolo poi sta proprio lì, perché questo ragazzo alla fine da bonaccione e bamboccione alla fine nasconde in una calma piatta invece una realtà interiore molto violenta e molto, non diciamo come, insomma, però c'è la perfidia. Il pubblico, uscita sala romana, Perfidia. La vita è tutto un imbroglio, tutto un imbroglio. E tu per vivere bene devi stare in questo imbroglio. Un film che è graffiante e dove qualche accenno di poesia e tanta crudezza, tanta realtà. Molto bello. È ambientato in Sardegna ma potrebbe essere ambientato in qualsiasi parte d'Italia perché veramente riflette il momento adesso e molte situazioni sono così. Bellissimo, proprio bello. Se sarai buono, Gesù ti manderà una ragazza con gli occhi belli, che sorride sempre e ti lascia dormire quando sei stanco. Un film molto emozionante, bella la regia, comunque una scelta stilistica molto forte, la storia comunque che prende, molto bello, complimenti. Molto